L'estero è il domani, da affrontare con mente aperta e flessibile. In una parola, giovani. E ai giovani non spaventano i mercati internazionali, anzi, li vedono come nuove opportunità di crescita, di valore e di identificazione in quell'italianità che si distingue per creatività e ricerca di qualità. In barba ad una visione del tutto negativa della fuga dei cervelli, che non tiene conto del fatto che molti giovani tornano con un importante bagaglio di esperienza. Così diverse aziende artigiane, che non dimenticano le origini della loro attività creata dai genitori e dai nonni, approdano volentieri e con una certa sicurezza nei mercati internazionali. Io opero nel settore dell'edilizia residenziale, in particolare lavoro il ferro battuto artistico. L'azienda è un'azienda familiare. Come famiglia risaliamo a circa 300 anni fa. Io sono circa 20 anni che opero nell'azienda, dove ho imparato il mestiere dal papà. In questo momento abbiamo 3 dipendenti. In questo periodo diciamo che l'esportazione sta andando abbastanza bene, anzi ho quasi più esportazione che lavoro in Italia. Siamo una falegnameria, ci occupiamo di produzione e di installazione anche ovviamente di porte interne. L'azienda è nata ancora nel lontano 1975 e sarà dagli ultimi 5-6 anni che siamo entrati, diciamo io e i miei cugini, a gestire, ovviamente sempre assieme all'esperienza dei nostri genitori, che ci vuole sempre. Diciamo che siamo riusciti a creare un attimino il giusto mix tra il vecchio e il nuovo. Attualmente siamo 16 dipendenti, siamo tutti quanti qui della zona. Noi siamo un'azienda metalmeccanica e costruiamo stampi per deformazione lamiera. Sono quasi 15 anni che siamo iscritti al CAM, è un consorzio di aziende della metalmeccanica, lavoriamo in filiera e sono 5 anni che sono presidente. Da Treviso a Venezia, passando per Vicenza, arriviamo a Padova, dove abbiamo visitato un'azienda orafa. L'azienda è nata nel 1976, io la gestisco da 10 anni. Per queste aziende la percentuale di esportazioni è molto variabile. Siamo all'incirca sul 20%. Può andare a volte dal 70% di esportazione o al 20-30%, dipende sempre dal periodo. Attualmente sarà da un 5 a un 10%. Qualche anno fa abbiamo toccato delle punte importanti del 30%. Noi in questo momento l'export è zero, ma il 90% dei miei clienti opera solamente con l'estero. Le piccole e medie imprese, quindi, intendono proiettarsi verso l'ottenimento di uno status multinazionale, tale per cui la cultura stessa dell'impresa ne riceva beneficio. La creatività e l'innovazione, unite al marketing, sono il motore per il rilancio dell'impresa italiana. Per questo, le aziende devono investire in efficienza e qualità al fine di addentrarsi nei mercati esteri con un nuovo atteggiamento. Non più solo vendere, ma soprattutto comprendere. Produciamo una porta interna di design con certe caratteristiche e vediamo che sono molto apprezzate soprattutto all'estero. Il discorso della qualità e in un certo senso anche la flessibilità e personalizzazioni che riusciamo a dare al nostro prodotto, perché lavorando con l'estero vediamo che tanti clienti arrivano e ci indicano già praticamente la tipologia, il modello di prodotto che vogliono, non tanto non scelgono il nostro prodotto di per sé, però vogliono uno suo personalizzato. Noi per fortuna riusciamo a fare queste personalizzazioni che ci danno magari quel piccolo valore aggiunto. Le caratteristiche sono quelle di fornire ai clienti un prodotto personalizzato, cioè non utilizziamo prodotti commerciali, ma facciamo un prodotto nostro, studiato e realizzato appunto per il cliente. È un prodotto fatto artigianalmente, prevalentemente manualmente, anche se abbiamo delle attrezzature, dei macchinari un po' all'avanguardia, però le tecniche, le caratteristiche sono quelle tradizionali del ferro battuto, per dare un prodotto diciamo prestigioso e unico. La nostra realtà è riuscita sempre a competere in questo mondo di globalizzazione, perché siamo riusciti ad avere non un unico settore ma molti settori. Lavoriamo dall'automotive, lavoriamo per l'edilizia, lavoriamo per la scaffalatura, lavoriamo per l'arredamento d'alta gamma, quindi siamo riusciti a diversificare e quindi ad agire meglio nel mercato. È un prodotto molto caratteristico perché è tipico della zona nel veneziano,
È un gioiello in argento, placato in oro rosa, che riprende tutti i gioielli antichi della tradizione. È molto particolare perché appunto non viene prodotto in altra parte del mondo. Andiamo per quasi tutti i gioielli di scena, per fiction, in costume e film. L'ultimo è stato quello di Crialese, che poi ha vinto anche il Leone d'Argento a Venezia. È una semplice esportazione di prodotti, anche se cerchiamo di instaurare un rapporto più di amicizia poi con il nostro cliente. E esportiamo un po' in tutto il mondo, perché ho clienti in Nuova Zelanda, in Europa, negli Stati Uniti, paesi arabi.